Molte informazioni le stiamo acquisendo attualmente e questo consentirà di utilizzare modelli matematici per avere una visione più veritiera. Al momento è difficile da dire, però dobbiamo sicuramente partire dal presupposto che è meglio prepararsi a mantenere questo tipo di procedure di contenimento, di quarantena che sono state adottate ancora per un certo periodo per garantire la riduzione dell'espansione del virus. Difficile prevedere quando finirà l'emergenza, quando i contagi si fermeranno. Molto importanti saranno i dati che si ricaveranno da Vo per capire se le misure messe in campo in questi giorni siano sufficienti a limitare la diffusione del coronavirus. Gli attuali dati sembra che ci sia un rallentamento di nuovi casi e questo sembrerebbe avvalorare la validità delle scelte di operare procedure di quarantena, isolamento dell'area rossa. Ovviamente adesso bisogna aspettare ancora qualche giorno per vedere come evolve la situazione e avere un quadro della situazione più chiaro. Importante inoltre aver isolato i ceppi italiani del virus, ma questo non significa che la malattia possa cambiare. Per quanto riguarda un virus, quando questo replica, può commettere degli errori nella copiatura del suo materiale genetico. Questo fa sì che possano essere inserite delle mutazioni che, se danno un vantaggio selettivo favorevole al virus, vengono mantenute. Questo significa che se abbiamo un virus che si espande enormemente nella popolazione in varie aree del mondo, possiamo avere mutazioni diverse che caratterizzano ognuna delle sottopopolazioni virali che vengono a svilupparsi. Questo fa sì che sia possibile tracciare l'evoluzione e lo spostamento del virus in popolazioni diverse, avendo quindi un'idea di come questo si diffonde in tramite diverse vie in varie aree del mondo.